parecchi anni fa, quando lavoravamo qui a Vicenza con il CyberKnife, con il dottor Colombo, no? E a un certo punto ci è venuto in mente di applicare la stessa tecnologia matematica su altri campi che non fossero quello della cura dei tumori, ma nell'applicazione di alcune protesi particolari che sono protesi molto moderne e che servono per recuperare l'udito. Allora, la prima protesi che ci è venuta in mente è una protesi che viene avvitata sulla scatola cranica. Questo avvitamento viene fatto dal chirurgo manualmente attraverso una operazione manuale, che però, essendo manuale, è sempre molto imprecisa, per cui il foro non viene mai perpendicolare alla superficie ossea del cranio, e quindi facilmente poi la protesi non è perfettamente inserita, e questo può creare dei problemi perché può infettarsi. E con i ragazzi ho proposto loro di creare un sistema affinché questa protesi venisse messa in maniera assolutamente precisa, molto più precisa di quello che poteva essere la mano dell'uomo. E abbiamo ragionato parecchio e diciamo che il cranio si presta assolutamente a questo tipo di intervento, perché è una struttura rigida, a differenza di quello che può essere il torace o quello che può essere l'addome, eccetera, dove gli organi sono molli. Il cranio è una struttura fissa, è sempre uguale e non si muove assolutamente. Per cui attraverso le immagini che ci vengono fornite dalla TAC è possibile fare il calcolo dello spessore della scatola cranica e quindi di mettere una vite che non fuori e che non vada fino in fondo, perché la vite deve essere, diciamo, avvitata solo per 3 mm. Questo avvitamento deve avvenire in maniera assolutamente controllata, perché se avviene in maniera anomala l'osso si riscalda, si scotta, per cui può essere espulsa. E con la macchina abbiamo elaborato un sistema per cui, fatto il calcolo con la TAC, si può calcolare il tipo di buco che deve essere fatto e poi inserire perfettamente la protesi in maniera perpendicolare all'osso, in modo da evitare tutte quelle che sono le complicanze che normalmente si hanno quando il chirurgo interviene, perché per quanto bravo possa essere il chirurgo, ha sempre un indice di errore che non può mai essere perfettamente perpendicolare. La macchina, grazie ai dati che gli vengono forniti dalla TAC, effettua questo buco in maniera assolutamente precisa. Avvita la vite in maniera assolutamente precisa, perché deve fare 3 giri e mezzo, e quindi praticamente si fissa con noi lo chiamiamo pilastro, con una vite che poi si aggancia alla protesi acustica, e il paziente sente molto bene, non bene, molto molto bene.